196 nuovi casi di contagio in 24 ore in tutto il Veneto. Si tratta soprattutto di turisti di ritorno. Il nuovo fronte del Covid riguarda la Francia del Sud. Preoccupa la Croazia. Solo nel Trevigiano 35 positivi in 24 ore provenienti dal paese balcanico. L'anno scolastico si aprirà con la possibilità di sottoporre al test sierologico 95.000 dipendenti della scuola. Il test è su base volontaria. Si trova in carcere a Vicenza il ragazzo di 18 anni che ieri pomeriggio ha ucciso il padre colpendolo con un coltello. È in attesa dell'interrogatorio. Fiaccolata composta e silenziosa ieri sera ad Arzignano per ricordare Angela, la quindicenne travolta e uccisa da un pirata della strada. Un'intera comunità ha abbracciato la famiglia della giovane. È stato individuato dalle forze dell'ordine il pirata della strada che ieri a Maiano ha travolto e ucciso Marco Vendramini, trevigiano di 49 anni. Si tratta di un camionista bresciano. Scoppia la bombola del gas, ustionata un'anziana donna a Lamon. Il fatto è accaduto stamattina alle 6. Negli stessi minuti a San Pietro di Cadore, ritrovato senza vita il corpo di una 61enne padovana. In vista delle elezioni di settembre, Ring fa il bis, doppio appuntamento il lunedì e il martedì in prima serata su Antenna 3 con i protagonisti della politica e dell'attualità. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. L'edizione regionale dei nostri telegiornali apre con il picco del contagio che si è registrato nelle ultime 24 ore in Veneto, quindi parliamo di Covid e di numeri che sono preoccupanti a prima vista, con i nuovi 77 casi del bollettino serale che possiamo vedere di Azienda Zero e Regione del Veneto. Sale a 196 il numero dei nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore a nord-est, 96 solo in provincia di Treviso, Padova 21, Venezia 14, Verona 37, Vicenza 14, Belluno 8, Rovigo 2. Si registra anche un nuovo decesso nella Veneziano, un dato che fa salire a 2101 il numero di persone che hanno perso la vita in Veneto, 125 più 7 nelle ultime 24 ore le persone ricoverate in area non critica, 8 in terapia intensiva. Cresce anche il numero complessivo delle persone in isolamento domiciliare, a oggi 6.565, 135 dei quali con sintomatologia. Ma lo avete visto anche dai titoli, a preoccupare sono due fronti in particolare, il fronte francese della Francia del Sud e quello croato. Pensate che solo in provincia di Treviso nelle ultime 24 ore si sono registrati 35 casi positivi di ritorno dalla Croazia. Ma sentiamo il presidente Zaia che oggi a Marghera ha fatto il punto. Faccio appello che se qualcuno è stato nella Francia meridionale, in Occitania, quindi Francia meridionale, si rechi punte da vacanziere o per viaggio, per trovare che so i parenti o quello che è, e si rechi ai punti di accesso rapido e facciamo il tampone anche a loro, insomma. L'ultimo appello del governatore Zaia riguarda i turisti veneti che stanno rientrando dal sud della Francia, tra Tolosa e Ariège. Qui il Covid sta preoccupando le stesse autorità d'Oltralpe, mentre a Venezia si sta studiando un'ordinanza apposita che andrà a integrare l'obbligo di tampone per chi rientra da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. Croazia che, c'è da dire, resta il paese più colpito, come dimostra il dato record che arriva dal Trevigiano: 35 positivi rientrati dal paese balcanico individuati in sole 24 ore. Oggi il tema vacanzieri è un tema che pesa, perché trovarsi a Treviso 35 persone che non si conoscono tra di loro, che vengono tutte dalla Croazia e sono tutte positive, capite che ci dà un indicatore non da poco. L'ordinarietà è stata superata da quello che è la straordinarietà, ovvero questi vacanzieri che rientrano. Non a caso l'emergere di nuovi focolai e il tracciamento dei contatti dei nuovi infetti, il cosiddetto contact tracing, ha portato quasi al raddoppio degli isolamenti in Veneto. Rispetto al 18 maggio, 3 mesi fa, data della fine del lockdown, si è passati da 3.870 persone a 6.565. Quanto alle positività totali effettive, il dato è sotto controllo. Sostanzialmente dal 18 maggio ad oggi, che sono sostanzialmente 90 giorni, abbiamo 2.584 positivi in più. Questo, continuo a dirlo, è in merito al fatto che noi cerchiamo, tanto è vero che vedete che abbiamo 1.400.000 tamponi
Se non fai i tamponi non trovi i positivi, qualcuno ancora non l'ha capito in giro per l'Italia. 1789 i positivi attuali in tutto il Veneto, pari al 27% delle persone in isolamento. Di questi sintomatici superano di poco il 2%, 8 invece i soggetti in terapia intensiva, quasi tutti con patologie pregresse, come la bambina di 5 anni ricoverata a Padova. La patologia che l'ha portata all'interno della terapia intensiva a cure intensive è di tutt'altra origine. E quindi è stato anche coinvolto lo Spallanzani per la diagnosi differenziale e si è identificata la patologia. Altro capitolo, la campagna tamponi non obbligatoria ma vivamente consigliata su docenti e collaboratori della scuola in vista della partenza di settembre, con il coinvolgimento dei medici di base, alcuni dei quali stanno protestando per la mancanza di strumenti e si dichiarano indisponibili a effettuare i test. A loro si rivolge lo stesso Zaia chiedendo collaborazione. Io veramente faccio appello ai medici di base perché su 90.000 operatori divisi per i medici di base viene fuori quello che ne fa tanti, fa 20 saponette, cioè fa 20 pazienti. Stiamo parlando dei propri pazienti che insegnano o lavorano a scuola. Parliamo quindi di tanti lavoratori, tra docenti e personale ATA, 95.000 persone. Partiamo proprio da qui. L'anno scolastico 2020-2021 si aprirà con la possibilità di sottoporre al test sierologico per il controllo del coronavirus i circa 95.000 dipendenti che tra personale docente e non docente lavora in Veneto nell'istruzione da 0 a 18 anni. Il test è su base volontaria. I test iniziano da lunedì 24 perché bisogna farli prima dell'inizio dell'anno scolastico, quindi si partirà subito con quelle scuole che hanno i rientri o iniziano dal 1° di settembre e poi anche con le altre fino al 14 di settembre. Voluto dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, il test al personale scolastico sarà condotto dal proprio medico di base. Si è calcolato che ogni medico dovrebbe svolgere circa 20 test. Le varie aziende sanitarie del Veneto non hanno però ancora raggiunto tutte l'accordo con i rappresentanti dei medici di base. È un accordo nazionale che però sta trovando delle difficoltà poi a livello locale tra le varie sigle, quindi c'è ancora in questi giorni tutto il confronto con i sindacati dei medici di medicina generale. In qualsiasi caso è chiaro che qualora i medici di medicina generale non fossero disponibili, le aziende sanitarie si metteranno a disposizione. L'azienda sanitaria subentrerà comunque di sicuro in caso di esito incerto o positivo del test sierologico con il tampone molecolare. Intanto la Regione è anche impegnata all'organizzazione delle elezioni del 20 e 21 settembre. Ai seggi, dove si accederà con la mascherina, le forze dell'ordine controlleranno che non si formino assembramenti. Un capitolo speciale riguarda positivi e persone in isolamento fiduciario. Quelli che sono in ospedale potranno votare con le dovute cautele, come sempre accade nei seggi allestiti negli ospedali, mentre invece quelli che sono in isolamento domiciliare dovranno, se vogliono votare, comunicarlo, fare una richiesta al proprio sindaco nei 5 giorni antecedenti la data del voto, comunicando che sono appunto in isolamento domiciliare e saranno allestiti dei seggi speciali. I seggi speciali, in cui sarà impegnata la Protezione Civile col supporto della Croce Rossa, si sposteranno per permettere il voto a domicilio. Nuova fase all'ex caserma Serena di Casier, altro fronte del Covid. Secondo il gestore Gian Lorenzo Marinese, dopo l'arresto dei 4 violenti che impedivano l'applicazione delle misure anti-Covid, si attendono intanto gli esiti dei nuovi tamponi eseguiti su ospiti e operatori. 220 nuovi tamponi, 204 agli ospiti, 16 agli operatori. Se da una parte all'ex caserma Serena di Dosson prosegue il monitoraggio sull'evoluzione del contagio da Covid, dall'altro, dopo le misure cautelari che hanno interessato 4 richiedenti asilo considerati responsabili dei disordini dello scorso giugno, inizia, secondo il gestore, una nuova fase. Da quando sono state allontanate queste persone, ovviamente non tutti i soggetti che si sono resi responsabili, ma quelli che l'autorità inquirente ha valutato passibili di sanzione penale, adesso stiamo lavorando, adesso finalmente riusciamo a fare la divisione, adesso finalmente riusciamo ad aderire a tutte quelle che sono le giuste e corrette
impostazioni che ci vengono date dall'autorità sanitaria. E quindi la divisione tra negativi e positivi, la creazione di una palazzina Covid-free che è in corso in queste ore. Ecco, speriamo che si vada verso una normalizzazione di questo fatto. Marinese ringrazia gli operatori che, mettendo a repentaglio anche la propria salute, hanno continuato a impegnarsi in questo difficile periodo. Nonostante insulti, minacce, aggressioni che sono durate oltre 2 mesi, hanno continuato sempre e comunque a lavorare. La nuova facility ha in gestione anche l'ex caserma Zanusso di Oderzo. La prossima settimana la prefettura dovrebbe decidere, in accordo con l'UIS 2, se e quando eseguire uno screening anche in quella struttura. Sono stati fatti vari tamponi nell'arco di questi mesi e sono tutti risultati negativi fino a questo momento. Ora, quella che è la politica sanitaria, ovvero venire a fare ulteriori tamponi o non venire a fare ulteriori tamponi, questo è un argomento scevro dalle mie competenze. Marinese dovrà quindi confrontarsi con il direttore generale dell'ULS 2, con il quale sui controlli all'ex Serena è finita con l'annuncio di una querela da parte di Benazzi. Una volta che ho preso dei fatti è giusto raccontarli. Io, se ho offeso il direttore Benazzi per qualcosa, con lui mi scuso pubblicamente. Io sono qui che ringrazio l'attività della ULS. Il mio agire non è mai polemico nei confronti di nessuno. E ritorniamo a parlare di scuola, ma entriamo nell'operatività con il prossimo servizio. Dal 14 settembre degli istituti e licei di primo ginnasio e prima superiore in Veneto è in sovrannumero rispetto alle previste disposizioni anti-Covid. Una parte degli studenti continuerà a studiare da remoto. Ecco come, secondo la spiegazione della direttrice scolastica del Veneto. Quindi per far sì che piccoli gruppi di studenti, quindi il numero eccedente la capienza dell'aula, non so, possono essere 3, 4, 5, dipende dalla capienza dell'aula, e possano a rotazione settimanale seguire le lezioni a distanza. Quindi ogni studente, guardandolo soggettivamente, ogni magari 5-6 settimane trascorre una settimana non in classe ma a distanza, seguendo comunque le attività didattiche, oppure segue le lezioni in un altro spazio individuato dalla scuola all'interno dell'edificio più piccolo, sempre collegandosi all'attività d'aula. Ma non finisce qui. Qualche sorpresa potrebbe ancora esserci nel corso delle prossime ore da parte del Comitato Tecnico Scientifico sull'uso o meno delle mascherine in aula durante le lezioni. Sì, il Comitato Tecnico Scientifico si doveva pronunziare definitivamente ieri, ma si prenderà probabilmente qualche altro giorno o forse oggi usciranno, diciamo così, le posizioni finali. Però possiamo dire questo con sicurezza, che nelle classi dove è garantito il distanziamento del metro tra testa a testa dello studente, e quindi quando i ragazzi sono seduti al banco e seguono la lezione, la mascherina si può abbassare. Inoltre è prevista, diciamo, una situazione di tolleranza, e cioè che nel caso in cui dentro la classe non sia possibile mantenere il metro di distanziamento, allora temporaneamente, finché non si trovano soluzioni, si dovrà tenere la mascherina sempre per tutta la durata della lezione. Infine, ma non per questo ultima, la questione distribuzione banchi. Ecco cosa sta accadendo. Si è affrontata la situazione di grande sperequazione territoriale, nel senso che le regioni del nord hanno chiesto in rapporto al numero di alunni molti meno banchi. Ci sono 3 regioni, Lazio, Campania, Sicilia, che da sole hanno chiesto il 50% dei banchi chiesti dalle altre 17 regioni. La cronaca ci porta ad Arzignano, dove nel pomeriggio di ieri si è consumata una tragedia. Un figlio ha ucciso a coltellate il padre 49enne e ora si trova in carcere a Vicenza.
Una lite tra padre e figlio finita in tragedia, un figlio diciottenne che afferra un coltello da cucina e ferisce ripetutamente il padre all'addome, lasciandolo in camera, dove poco dopo lo ritroveranno gli uomini dell'Arma senza vita. All'origine del gesto una lite furibonda consumata in pochi minuti ieri pomeriggio nella casa di via Tagliamento, dove vive in affitto la famiglia di origini indiane. Una signora lamentava una lite in famiglia con accoltellamento. La nostra pattuglia nel giro di pochi minuti è arrivata ad Arzignano via Tagliamento, è entrata nell'appartamento segnalato, ha trovato una donna con un ragazzo che stavano piangendo, dicendo di aver avuto una discussione con il marito nel quale è stato usato un coltello e avevano riportato le ferite. Il ragazzo aveva pochi segni, la pattuglia è entrata nella camera da letto e ha trovato invece il marito già deceduto. La vittima, operaio di 49 anni, lavorava in una conceria insieme alla moglie ed è stata proprio lei a chiamare i soccorsi e raccontare la versione dei fatti ai carabinieri. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, ha ammesso le sue colpe, è stato arrestato in flagranza di reato per l'omicidio del padre e portato in carcere a Vicenza in attesa dell'interrogatorio. È stato trovato il coltello che aveva usato il ragazzo per dare le coltellate al padre, parliamo di un ragazzo di 18 anni e quindi è stato tratto in arresto in flagranza di omicidio. E rimaniamo sempre ad Arzignano, ma parliamo della ragazza di 15 anni, Angela Vignaga, morta domenica sera, travolta da un'auto pirata. Come sapete, il pirata della strada è stato individuato ieri sera. Tanta commozione, tanto dolore, ma anche rabbia nel corso di una fiaccolata. Un silenzio quasi surreale, rotto solo da qualche singhiozzo. Commozione e vicinanza si leggono negli occhi di tutti. 1 migliaio di persone al Parco Giuriolo di via Pozzetto a Castello di Arzignano, una candela accesa di mano in mano, quasi a consacrare un rituale di pace corale. Un ricordo, quello rivolto ad Angela, e un abbraccio alla sua famiglia distrutta dal dolore. Ciao Angela, il saluto in uno striscione contornato da firme e dediche di amici, parenti o semplicemente da chi capisce e condivide il dramma con il quale dovranno convivere i suoi cari, e poi il fiume luminoso che si avvia, come ha suggerito Monsignor Lovato, il parroco di Arzignano, osservando il silenzio per riflettere sulla fragilità di ciascuno di noi. Vorrei ricordare che nel silenzio esprimiamo la nostra vicinanza al papà Diego, alla mamma Luisa, alla sorella Emma, al fratellino Giovanni. E così è stato fino a via Broggia, dove Angela Vignana, studentessa quindicenne, domenica sera è stata travolta e uccisa da un'auto, lasciata senza soccorsi sull'asfalto, dal pirata della strada individuato e ora in carcere, quell'uomo che vive nella stessa comunità che oggi piange Angela. Tutti ci riuniamo, alla fine la famiglia alla fine riesce ad affrontare meglio la situazione, quindi se tutti ci riuniamo tutti stiamo meglio. È come mia sorella, sua mamma. Ecco. E cosa direste all'uomo che non si è fermato? Non so come abbia fatto comportarsi così, cioè umanamente non è possibile. Mettersi una mano sulla coscienza. Mi dispiace perché sono cose che succedono, però anche quando si tira sotto un cane uno si ferma, si ha un po' di coscienza. Mi dispiace che questa persona non ce l'ha avuta. E a me mi dispiace tantissimo perché ho sentito tanto il dolore anche delle persone vicino, no? E il culmine della fiaccolata è stato proprio qui, nel luogo dell'incidente, dove ha ricordato il parroco qualcuno non si è fermato, ha tirato dritto. E allora l'invito a fermarsi e riflettere su una tragedia che ha colpito da vicino tutta la comunità arzignanese. Un ciao ad Angela e al suo sorriso, un abbraccio composto davanti a fiori, candele e preghiere. E c'è un'altra tragedia simile avvenuta ieri a Maiano in provincia di Udine. È stato incastrato il pirata della strada che ha ucciso, travolgendolo nella giornata di ieri, un motociclista trevigiano.
È stato individuato dalla polizia locale di Maiano il camionista che ieri mattina ha travolto e ucciso Marco Vendramini, 49 anni, di Motta di Livenza, senza fermarsi a soccorrerlo dopo l'incidente. Gli agenti l'hanno rintracciato quando era già arrivato nella ditta per la quale lavora a Prevalle, nel Bresciano. Anch'egli 49 anni, proprio come il motociclista che ha investito lasciandolo esanime sull'asfalto. Il dramma si è consumato ieri mattina lungo la regionale 463 in provincia di Udine, l'arteria che collega Gemona a San Vito al Tagliamento. Vendramini era in sella alla sua moto quando, per causa in fase di accertamento, ha tamponato un Apecar con a bordo 2 anziani di Buia. Un impatto forte ma non particolarmente grave. Purtroppo però nell'urto il Centauro è sbalzato nella corsia opposta. Quella strada è molto trafficata. Sfortuna vuole che proprio in quell'istante sopraggiungesse dalla direzione opposta un camion. Pochi attimi e il dramma. Vendramini finisce sotto le ruote del mezzo pesante che non si ferma e continua il viaggio. Nonostante i soccorsi, purtroppo, per il 49enne originario di Torino ma residente da decenni a Motta con la figlia adolescente, non ce l'ha fatta. A portare all'individuazione del pirata le testimonianze di chi sotto shock ha assistito all'incidente, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il camionista, rintracciato in serata dalla polizia locale, avrebbe riferito di non essersi reso conto di essere stato coinvolto nell'incidente. È stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La notizia della morte di Marco Vendramini ha suscitato profondo cordoglio a Motta di Livenza, ma anche a Ceggia, dove l'uomo lavorava come caporeparto in un'azienda. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Ancora per la cronaca, lo possiamo vedere insieme dal sito del Mattino di Padova, c'è stata un'aggressione in piazza Duomo. Vittima di questa aggressione un famoso start-upper pestato da una banda. Si tratta di Alessandro Monterosso, 29 anni, tra le 100 persone più influenti per Forbes, che è una delle principali riviste internazionali. Al giornale Al Mattino di Padova, Monterosso racconta che si trattava di giovani palestrati e conoscevano le arti marziali. La cronaca quindi dell'aggressione. Andiamo adesso sempre per la cronaca nel Bellunese, dove continuano senza sosta le cascate di Fanes di Cortina d'Ampezzo, le ricerche del turista romano inghiottito dall'acqua nel pomeriggio di venerdì scorso. Ieri nella zona si sono svolti sopralluoghi tecnici operativi presieduti dal vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Belluno Fabio Calore, designato dalla prefettura per i lavori di costruzione di un dissipatore da posizionare nel Catino per l'ispezione e il recupero del disperso che sarebbe imprigionato tra le rocce. Stamattina sono iniziate le operazioni di assemblaggio di una vasca in acciaio che sarà immersa nella pozza per frazionare la forza del getto nella cascata. Questa operazione permetterà agli operatori dei Vigili del Fuoco di effettuare un'ispezione accurata e in sicurezza del fondo della cascata. Rimaniamo nel Bellunese perché è stata una giornata contrassegnata da due tragici eventi. Il primo, lo scoppio di una bombola questa mattina sull'altopiano di Lamon, mentre a San Pietro di Cadore in Comelico è stata ritrovata morta una escursionista padovana. Una donna di 84 anni è rimasta gravemente ferita in seguito all'incendio della propria abitazione divampato attorno alle 6 di questa mattina in via Beccaroi a Lamon. Le fiamme sono state precedute da un'esplosione causata con molta probabilità da una fuga di gas. Secondo le primissime informazioni fornite dal sindaco Ornella Noventa, che si è precipitata sul posto, l'anziana si trovava in cucina intenta a prepararsi il caffè quando sarebbe stata colpita prima dall'onda d'urto dell'esplosione e poi dalle fiamme che hanno avvolto la cucina. Immediati i soccorsi in zona sono arrivati in forza i vigili del fuoco effettivi e volontari che hanno estratto la donna trasportata dall'elicottero di Trentino Emergenza al centro Grandi Ustionati di Verona. Sotto shock ma incolume Antonio Resenterra, marito 87enne della donna che si trovava al piano superiore dell'abitazione. Domato l'incendio sono iniziate le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell'edificio che per ordinanza del sindaco è stato dichiarato inagibile, dovrà essere demolito. Le condizioni di Olivia Corrà, questo è il nome dell'anziana, sono gravi ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. Con i soccorritori anche i carabinieri per i rilievi di legge.
A San Pietro di Cadore sono finite nel peggiore dei modi le ricerche della donna di 61 anni scomparsa ieri pomeriggio mentre era a funghi nella zona di Costalta assieme alla madre e alla cognata. Il corpo di Susanna Casanova De Marco, originaria di San Pietro di Cadore ma residente a Monselice in provincia di Padova, è stato ritrovato alle prime luci dell'alba di questa mattina lungo il torrente in località Lasiega, Cercenà, dalla squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Susanna Casanova De Marco era uscita ieri pomeriggio per un'escursione con l'intento di raccogliere funghi. La donna a un certo punto si è attardata rispetto al gruppo e di lei si sono perse le tracce. Inutili i tentativi della cognata di raggiungerla al cellulare, che ha continuato lungamente a squillare a vuoto. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16:30 di ieri. Da quel momento i soccorritori hanno avviato le ricerche che si sono concluse tragicamente questa mattina. Sul posto i carabinieri e i sanitari del SUEM per accertare le cause del decesso, che paiono compatibili con una caduta risultata fatale. E per noi adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per parlare questa volta di noi, di Antenna 3, della nostra programmazione, perché Ring, il programma di prima serata condotto il lunedì sera dal vice direttore Ferdinando Avarino, raddoppia in vista delle elezioni regionali. Ring, la politica alle corde, buonasera, ben ritrovati. Ring raddoppia. Dalla prossima settimana l'approfondimento politico del lunedì sera di Antenna 3 andrà in onda anche il martedì. Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali, le amministrative in 41 comuni del Veneto ed il referendum popolare confermativo. Per offrire un'informazione ancora più ampia e capillare, Ring raddoppia lo spazio dedicato ai temi caldi della campagna elettorale e ai candidati. Confronto, dibattito, approfondimenti sulle questioni al centro della vita dei cittadini nel tradizionale appuntamento di prima serata che diventa dal 24 agosto bisettimanale. Per essere sempre aggiornati, per farsi un'opinione, per un'informazione autorevole, libera, di qualità, l'appuntamento è con Ring ogni lunedì e martedì dalle 21:15 su Antenna 3. È davvero tutto anche per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento. Venerdì 21 agosto sarà una splendida giornata e anche piuttosto calda. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra che avremo un tempo asciutto e stabile. Ancora dunque soleggiato e caldo sia in pianura che sulle valli. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato con clima tipicamente estivo. Temperature minime infatti tra 18 e 23 gradi, massime invece tra 29 e 34 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione. Anche qui infatti ci sarà il sole, il cielo si presenterà sgombro da nubi. Temperature minime fino a 22 gradi, massime sui 32-33 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità con condizioni di bel tempo asciutto e stabile e anche di ampio soleggiamento, non sono previste precipitazioni. Temperature minime sui 19 gradi, massime invece fino a 34 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.